I dati del 2023 parlano chiaro. Il numero di passeggeri ferroviari è stato molto alto e la domanda di trasporto è aumentata su tutto il territorio. Così Regione Liguria e Trenitalia hanno deciso di potenziare il servizio ferroviario regionale dal 30 marzo 2024. Il progetto sarà adottato in via sperimentale per monitorare l'andamento e poter apporre eventuali modifiche in corso, con l'obiettivo di migliorare la costanza dei collegamenti regionali. Una delle prime tratte a essere interessate dal potenziamento sarà la Genova-Milano. Qui dal 30 marzo una nuova doppia coppia di treni agirà sulla linea. Dal 9 giugno fino a settembre ci saranno alcune implementazioni sulle tratte ad alta densità turistica, come il Tiguglio e le Cinque Terre, per aumentare la regolarità e la copertura oraria dei trasporti sulla linea Genova-Sestri Levante, La Spezia e a ponente sulla tratta Savona-Ventimiglia. Le informazioni sui nuovi servizi ferroviari saranno visibili sul sito di Trenitalia. Molte opzioni che danno quindi l'idea di una sorta di metropolitana del mare di cui potranno beneficiare naturalmente i nostri pendolari, gli studenti, ma anche i nostri tanti turisti che da giugno in poi siamo certi che popoleranno la nostra bella regione. Sicuramente siamo andati a riempire dei vuoti a margine della giornata, quindi diciamo nel serale piuttosto che in alcune parti della giornata, specialmente sulla Genova-Milano dove il cadenzamento non era uniforme. È chiaro che abbiamo dato priorità agli orari in cui riteniamo che ci sia più domanda. Non ci saranno cambiamenti sui tempi di percorrenza, sempre a meno di lavori sulle reti ferroviarie, mentre per le tariffe tengono banco due casi. La procedura di esame da parte del CELI dell'Università di Genova sulla disputa tra MT e Trenitalia per la valenza del City Pass è ancora in corso. Abbiamo dato mandato, le cose stanno andando diciamo di pari passo concordate con Regione e con il Comune, non ci sono intoppi, sta andando avanti. Partirà invece tra poco la nuova tariffazione che riguarderà la tratta delle Cinque Terre. Sarà una situazione ben monitorata, ben gestita, che non creerà assolutamente un calo del turismo alle Cinque Terre.